Gesù è pieno sopra la montagna di essa ha detto falla dare ai suoi discepoli. Allora cominciò a parlare e ad ammaestrare dicendo: beati i poveri di spirito, perché dite il loro regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché sono consolati. Beati i mansi, perché ereditano la terra. Beati quelli che ci hanno fatto desideri di giustizia, perché vengono saziati. Beati i misericordiosi, perché aggiungono misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedono Dio. Beati l'operatori di pace, perché sono chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insultano, vi perseguitano e dicendo consiglieri, sentenziano ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegrate e priate, perché grande è la vostra ricompensa dai cieli. Da così, infatti, hanno perseguitato i profeti prima di voi. Lo padre e lo figlio, Antonino Magrini. In tanto tempo Gesù disse: ti benedico, Padre, Signore dello cielo e della terra, perché teniste ammucciate queste cose alle varvasati alle intelligenti e le spalesaste alle nemici. Oh Padre, perché da così ti piacevi. Tutto mi fu dato dello Padre mio. Non conosce lo figlio se non lo Padre, e non conosce lo Padre se non lo figlio e chi da quello Padre lo vuole spalesare. Venite a mia, tutti voi che siete fracchi e sopraffatti, e io vi restauro. Picchiate il mio carico e imparate di mia, che sono manso e umile di cuore, e trovate riscialo per le vostre ali. Il mio peso, infatti, è dolce, e il mio carico è leggero.